Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video in compagnia di Giovanni Stremacci. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ahimè di un laziale, però ci sta dai. Allora, cosa bisogna dire della partita? Partita è esagerato come termine. Cosa dobbiamo dire dei primi 45 minuti? Perché poi dal resto un po' il Cagliari non c'è stato. Il primo tempo alla fine non è stato nemmeno malvagio perché non abbiamo fatto schifo, assolutamente no, anzi, cosa alquanto rara, mi è piaciuto il Cagliari del primo tempo. Sto ancora rosicando malissimo per il gol di João Pedro annullato, veramente tanto, perché era una punizione della Madonna, ma purtroppo era una punizione seconda volta appunto che ci inculano così. Prima il gol dei Cicarini contro la Fiorentina che non ricapiterà mai più, e stavolta questo, però il regolamento è il regolamento, quindi era da annullare. Poi tutto sommato appunto il Cagliari non è che abbia giocato male, riuscivamo a tenere testa alla Lazio. Certo è pur vero che la Lazio degli ultimi tempi era facile tenere testa, parliamoci chiaro, in effetti non sappiamo per culo, però comunque per una squadra che sta facendo schifo era importante. E poi ovviamente l'abbiamo fatta resuscitare perché è ovvio, questo è ovvio. E alla fine non è che ci sia tantissimo da dire. Ecco, una cosa che non succede mai perché non ho mai ospiti sul mio canale. sì. Un tuo pensiero su come hai visto il Cagliari? E Cagliari l'ho visto, è una squadra completamente irriconoscibile da quella del girone d'andata, però penso che fosse abbastanza scontato, evidente. Sì. Ma ho visto una squadra molto arrendevole, cioè non capisco che non si stesse giocando niente. Vedo adesso la classifica, 42 punti, salva e con l'Europa League infattibile, però l'ho vista veramente troppo arrendevole. In questi tempi le squadre italiane tendono anche a pressare, a correre anche in fase di non possesso palla, cosa che col Cagliari non ho visto, e questa è una cosa che mi ha un po' stranito, ecco. Però è così, troppo arrendevole. I giocatori ci sono, il Cagliari ce li ha i giocatori, però mi ha fatto notare lui appunto che insomma c'è davvero, si è vista molta poca voglia. Decisamente molta poca voglia, e mi hai fatto ricordare una cosa, perché io trovo inconcepibile nel 2020 il fatto che il Cagliari non vada a apprezzare l'uomo. Non tutti gli uomini, anche solo il portatore di palla. È inconcepibile come nel 2020 non si vada a apprezzare e si lasci il pallino del gioco alla squadra avversaria. Secondo me è una cosa veramente inconcepibile. Però questo è un pallino fisso di Zenga che vuole giocare così. I dati dei possessi palla delle varie partite lo confermano, come si conferma il fatto che a Zenga i 5 cambi gli stanno sul cazzo, perché non è possibile. Oggi 4, che te costa farne uno in più? Prova a pareggiarla la partita, prova, non ti riesce, ma almeno abbi la compiacenza di provarci, anche solo per dire ci ho provato. Mo qua è inquadrato Immobile che giustamente l'abbiamo fatto sbloccare anche lui su azione, anche se non segnava da poche partite, però comunque pure lui su azione ha ricominciato a segnare, ovviamente contro di noi. C'è il serio rischio, tra l'altro non c'entra contro la Lazio, ma c'è il serio rischio che la Juventus festeggi di nuovo lo scudetto contro di noi, e mi sono rotto il cazzo, non è possibile. E regà, c'è poco da dire, tanto ormai sta partita c'ha poco senso, perlomeno per noi. La Lazio almeno un qualcosa se lo doveva accaparrare, perché ma è matematicamente il Champions adesso, quarto posto matematico, almeno il quarto posto matematico, sì. quindi loro almeno qualcosa da giocare ce l'avevano, anche se forse un po' per causa nostra, che gli abbiamo dimostrato che della partita non ce ne fregava un cazzo. Anche loro nel secondo tempo si sono placati decisamente tanto, facevano il giro palla inutile, quello proprio che non vedo l'ora che arriva al 90°, una cosa veramente brutta, però alla fine ci sta. Il problema non è tanto quello che hanno fatto loro quanto quello che non abbiamo fatto noi, e in queste partite è veramente tanto quello che non abbiamo fatto. Rammarico non c'è, perché ripeto, tanto ormai la salvezza ce l'abbiamo, l'Europa League si attacca al cazzo, quindi vediamo di concludere in maniera dignitosa e di sudare per la maglia le prossime partite, perché alla fine è quello che conta, è la maglia. Bisogna fare delle prestazioni, non bisogna vincere tutte, ma fare delle prestazioni che perlomeno ci facciano capire che questi individui alla maglia ci tengono,
ultima chicca, Santo Cragno. Penso che tu sarai d'accordo. Sì, anche Pardo d'accordo. Sì, ma regà, Pardo è qualcosa, penso che sia innamorato perso di Cragno, perché respirava, oh mio Dio, Cragno respira, si è innamorato perso di Cragno. E se non ci fosse stato lui non saprei quanto sarebbe finita la partita. Poi qualcuno conclude dicendo: che cazzo ci faceva Faragò a sinistra alla fine? Continua ad esserci Faragò a sinistra. Poi che altro c'è da dire? I cambi non è che potevano fare miracoli, però Cicarini sta bene in tribuna a quanto pare, o a casa, vabbè, va bene così, facciamo finta che vada bene. Vuoi concludere dicendo qualcosina? Ma qualcosina sulla partita? Sì. No, vabbè, le mie perplessità sulla Lazio le ho espresse nel mio video, e il punteggio mi sembra abbastanza meritato, anzi, appunto, come hai detto te, Cragno ha un pochino, diciamo, ridotto quello che poteva essere il risultato finale, e niente, è andata così. Ultima cosa, ve lo giuro, stavolta veramente ultima, dato che stiamo ancora sintonizzati su DAZN e sto vedendo un allenatore pelato con gli occhiali, cioè noi abbiamo un allenatore che non strilla, e quando strilla dice bravo, e che sbadiglia, cioè è stato beccato a sbadigliare. Quando tu ci dovresti avere proprio l'adrenalina a 1000, tu sbadigli. Ok, campione. Vabbè raga, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!